Eder. Mech. Pallister. Nuova proroga a Trieste. Gli altri 90 giorni, altri quindi 90. salta l'udienza del 30 di marzo che era stata già fissata ed è stata fissata per il 26 di giugno. Un'ulteriore proroga che si aggiunge alla prima proroga di 60 giorni e già ai tempi di perizie che erano stati chiesti inizialmente, che erano di 120 giorni. Quindi... Niente, volevo solo dire che ormai io veramente sono amareggiato dopo questo altro dilatazione dei tempi per fare altre perizie che non so a cosa possa servire, quando appunto in 4 anni precedenti già passati abbiamo trovato io tramite anche l'associazione, tramite l'avvocato Gentile che ringrazio, abbiamo trovato altre ulteriori principi di indagine che non sono stati mai controllati, evidenziati, hanno già tanti documenti che non sono mai stati spiegati. Io non capisco perché. Io sono stanco, mi sono ammalato, mi sto logorando, purtroppo anche la mia famiglia si è sfaldata, mia moglie aveva rischiato di morire anche, è stata salvata per un pelo l'altro anno e sono stanco. Non capisco perché la procura ancora si comporti così. Pensavo che potesse essere un punto d'onore risolvere proprio questo caso, ormai diciamo caso, che per me è una tragedia, ma il caso è invece niente, è tutto dilatato. Io ho fatto innumerevoli richieste, ho fatto degli esposti, delle denunce, delle querele, sia in procura, ai medici, alla Guardia di Finanza, e niente, non si sa niente, non capisco perché. Cosa sono di serie C o Z? Io quello che spero, purtroppo spero, che mia sorella povera, che possa tornare a Trieste, possa avere una tomba sua, un riposo, come auspicava lei, magari vicino a mia mamma, a sua mamma, e che noi potessimo andare a trovare, a salutarla, a portarla un fiore, invece sempre in quel cassetto frigorifero in medicina legale a Milano. Certo. E io non so, io non voglio privilegi, non voglio niente, io chiedo solo verità e giustizia, nulla di più. Sebastiano, forse non te lo ricordi più, ma sei ancora indagato. Questo cosa vuol dire? Non vuol dire niente. Certo, però è un avviso di garanzia. Devono portarmi a giudizio, dimostrarlo. Cioè dimmi te, mi hanno portato via, non so, 700 coltelli. Cosa devono analizzarlo uno per uno, vedere coi cose di parte, consulenti di parte, certo. Qua e là, una roba e l'altra. È un lavoro di 4 mesi, mi viene da ridere. E temi qualcosa? Assolutamente no. Temi di essere rinviato a giudizio? Assolutamente no. Sicuro, 100%. Io non ho fatto niente, Liliana. Secondo la banda degli onesti, tu sai più di quanto dici. A questo lo dicono loro. Io ho la coscienza pulita, non ho niente a che fare con quello che è successo a Liliana. Assolutamente niente. È la stessa cosa che chiedo io, di avere delle risposte. Sì. L'unica cosa che a me dispiace Sì. che la scomparsa di questo personaggio, di Claudio, si sia portato con sé tutte le cose che sapeva, perché lui sapeva secondo me cosa è successo a Liliana, i suoi segreti se li ha portati nella tomba. Sì, secondo me sì. Tante cose che purtroppo non sapremo mai più. Perché è una mia idea, secondo me lui, sono tante cose, se andiamo ad analizzare tante cose che ha detto, specialmente nei primi mesi, in primi tempi, mi fanno pensare che qualcosa, secondo me lui sapeva. Quindi la love story esisteva? Ma non ci penso nemmeno, cioè è un'idea sua, cioè lui dice
che ha detto talmente tante cose, ad esempio che lei voleva andare via di me, andare a vivere con lui, doveva diventare la terza moglie, la signora Starpini. Ma dove sei? Neanche sui giornalini, capisci? Veramente è una cosa infantile e veramente di cattivo gusto. Cosa vorresti sapere dagli inquirenti? Mi devono dire quando è morta, il giorno, l'ora. Se dovessimo mandarmi a giudizio, davanti al GIP devono dire: guardate, noi pensiamo che Sebastiano aveva fatto questo. Questo secondo me si mette a ridere, perché non ci sono elementi contro di me. In effetti la professoressa Cattaneo sull'epoca della morte e sul giorno si è espressa in modo abbastanza forte. Quello che voglio dire io e voglio aggiungere, e ha ragione Sergio, siamo di fronte ad una indagine lumaca, purtroppo questo è, e questo dobbiamo dire, tant'è che oltre ai coltelli, le fibre, mancano, e secondo me non è assolutamente corretto in questa indagine i risultati di un accertamento sulla GoPro e sul telefonino che l'attuale indagato aveva in uso il periodo della scomparsa fino al ritrovamento del corpo. Ad oggi sono 4 anni abbondanti, non abbiamo nessun accertamento definitivo al fascicolo che ci dice cosa c'era dentro quel telefono che il Visentin ha regalato molto prima, ricondizionato, cosa c'era dentro quella GoPro che lui ha formattato il giorno in cui il GIP ha accolto l'opposizione. È difficile che noi, in tempi ragionevoli, come il codice e l'ordinamento impone, potremmo chiudere il processo che secondo me si può fare al Visentin, questo lo dico io e me ne assumo la responsabilità, il processo. Se poi il processo al Visentin si chiuderà nei tempi che noi siamo abituati per avere una sentenza definitiva, 5-6 anni, 3 gradi di giudizio quando bastano, se non 5, questo secondo me diventa sempre più difficile, perché in altre parti d'Italia, io penso all'omicidio della signora Pierina Paganelli, ottobre 2023, un processo altamente indiziario, dove non ci sono confessioni, dove non ci sono telecamere che riprendono nulla, c'è una battaglia, è iniziato il processo e c'è anche una persona in carcere. Purtroppo quello di Liliana è diventato un omicidio a statuto speciale dove noi non riusciamo, per i tempi incredibilmente dilatati, non più fisiologici ma patologici, a continuare così. Fa bene Sergio a pensare di addirittura uscire dall'indagine, revocare tutti gli avvocati, revocare tutti i consulenti se gli danno la possibilità di avere un fiore per la sorella accanto alla mamma, perché giace ancora nei freddi frigoriferi della medicina legale, mentre chi ha ucciso Lilli, chiunque esso sia, balordo, brutale assassinio, continua a godersi la primavera, le cene, i pranzi, i percorsi e la libertà, e loro stanno pagando da quasi 5 anni. Sergio è veramente malato, la moglie ha veramente rischiato di morire. Questi sono i tempi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.